Attenzione al gradino, signori, attenzione per favore. Da questa parte. Per favore, signori, tutti da questa parte. Andiamo, avanti, signori, avanti, per favore. Tutti vicino a me. Da questa parte, ho detto. Andiamo, signori, svelti, svelti, svelti. Vai. Stop! Signore e signori, questo stupendo ponte romano si deve all'audacia di Claudio Marcello, il quale, dopo aver invaso e saccheggiato Siracusa, decise che uguale sorte sarebbe toccata ad Agrigento. Ragion per cui nel 210 a.C. fece costruire questa meraviglia architettonica allo scopo di creare un più rapido collegamento con quella città. Professore, la guida turistica dice Ponte dei Cesari costruito nel 210 a.C. dal genio degli uomini, miracolosamente scampato nel 1943 alla follia degli uomini. Che significa? L'ha scordato? La follia della guerra. Ma è un vero miracolo che questo ponte sia rimasto in piedi, mentre nel raggio di 100 chilometri non c'era muro più alto di mezzo metro. Un miracolo che nessuno è mai riuscito a spiegare. Per chi di loro fatichi a focalizzare il momento nel quale quell'evento si svolse, ricorderò che correvano i primi giorni del luglio del 1943. Appena conclusa la campagna d'Africa, gli eserciti alleati invasero la Sicilia con un impiego di forze inimmaginabile. E si racconta che... Ehi, dov'è il quartier generale? All'osteria! Un'altra frenata così e finisci davanti alla corte marziale, idiota! Dove credi di andare, anatroccolo? Veramente, beh, non te lo dovrei dire perché è un segreto, ma visto che sei dei nostri, avrei intenzione di andare ad organizzare un piano d'attacco per imprimere una svolta decisiva a questa fottutissima guerra. Sono il generale Brick e Beota! Oh, cacchio! Il comandante del settore ovest. Esatto! C'è qualcos'altro che vuoi sapere? Beh, sì, generale. Si dice che siamo bloccati in questo merdoso paese per via di un merdoso ponte romano. Senti. E che altro si dice in giro? Beh, dicono anche che se passassimo quel ponte saremmo delle fottutissime teste di cavolo. È quello che penso anch'io. Ma vallo a far capire ai nostri alleati là dentro. Ma li mandi a farsi fottere. Dopotutto i soldi sono i nostri, no? L'hai detto, figliolo, ma stai tranquillo. Quelli dovranno ascoltarmi. E come se dovranno ascoltarmi? Chi è quel barattolo? Oh, un vecchio amico mio. Signori, il generale Alpheus Theodorus Brick. Ciao, Alfie. Comodi. Signori, è tutta la notte che ci rifletto. Sono fermamente convinto che il comando italiano sia a conoscenza della nostra carenza di carburante e che la mancata difesa di questa vallata sia un'astuta mossa strategica per attirarci tra le montagne, oltre quel ponte. Ma io non abboccherò. Oh, no, hanno capito male, no. Brick non è un coglione. Brick non è un coglione. Noi del comando francese siamo dell'opinione che gli italiani si siano attestati molto più a nord du pont del Ponte? Del ponte, oui. Personalmente ritengo che non abbiano ancora organizzato una difesa e che i miei Highlanders potrebbero arrivare diritti al Colosseo al suono delle cornamuse. Cornamuse? 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 Ho paura che ci resteremo per un pezzo in questa cattina. Beh, mica ci si sta male. La verità è che sono avanzato troppo velocemente per i gusti di... tu sai chi. E come se lo so? Altrimenti quel carburante sarebbe già qui. Ma perché quel francese scorreggia sempre? Non scorreggia, signore. È solo scettico. Che cosa c'entra? Anch'io sono scettico, ma non vado in giro scorreggiando. Sì. È strano. Cos'è strano? Vedo che la piana oltre il ponte è chiamata Valle del Piccolo Cornone. Nella nostra lingua si tradurrebbe Little Big Horn. Ma io non farò la fine di Custer. Oh no, non mi faccia cerchiare dagli indiani, cioè dagli italiani. E non permetterò neanche che ci attacchino. Il ponte. Quel ponte deve saltare. Chiamami generale Brick. Marcella. Chiamalo, se no mi diventi alcolizzato.
Lasciate che vi ricordi un dettaglio. Siamo noi che paghiamo per questo campeggio. E sono io che prendo le decisioni. C'è una comunicazione per lei, signore. È lui che prende le decisioni. E io lo aiuto. Qui il generale Brick. Salve, signore! Sono il tenente Garfield! Oh, salve, figliolo. Allora, si può sapere che diavolo vuole, tenente? Non lo faccia saltare quel ponte, signore. Che cosa ha detto? Stia calmo, signore, non c'è bisogno di scaldarsi. Non deve far saltare quel ponte. Se il nemico, come lei erroneamente crede, ci dovesse attaccare, allora lo faremo saltare. Ma se i rifornimenti arriveranno in tempo, io le dico che quel ponte ci servirà come l'aria che respiriamo. Questo lo capisce anche lei, vero, signore? Chi diavolo credi di essere per dire a me quello che devo fare? Il nipote prediletto del senatore Garfield, signore. Il senatore Garfield? Lo faccia minare quel ponte, ma non lo faccia saltare. Lei sa quanto me che a Washington c'è chi è geloso dei suoi successi. Oh sì, a chi lo dici? E un passo falso pregiudicherebbe la sua carriera politica. E noi abbiamo bisogno di uomini come lei nel partito. È vero. Eh sì, è proprio vero. Oh, sei in gamba, ragazzo. E salutami lo zio, mi raccomando, eh? Presenterò. Ehi, Canaccio, mettiti sotto, guadagnati il rancio. E dopo averlo aggirato... Signori, dove eravamo? Eravamo al ponte da far saltare. Da far saltare? Un momento. Ragioniamo. Se il nemico, come voi erroneamente credete, ci dovesse attaccare, lo faremo saltare. Ma se i rifornimenti arriveranno in tempo, io vi dico che quel ponte ci servirà come l'aria che respiriamo. Beh, questo lo capite anche voi, vero? Questo lo capite anche voi, no? Ah, sì, sì, certo, sicuro. Una mossa decisamente opportuna, devo riconoscere. Excellent, excellent. Vi è piaciuto, eh? Voglio una squadra di guastatori da me subito. Il colonnello Johnson mi assicura che il tenente Kirby e i suoi uomini sono votati al sacrificio, una vera squadra suicida, giusto? Assolutamente. Bene. È questo quello che la situazione richiede. E ora, signori, che ne direste di una buona tazza di caffè americano? Dunque, stavamo dicendo che le nostre forze sono attualmente attestate... Ah, bravo Edoardo. Scusatemi, signori, se io la mattina non prendo una tazzolella di caffè, non mi sento bene, non quadra, non quadra. Stai calmo, Edoardo. Lo zucchero, signor colonnello. E no, è quello il caffè va preso senza zucchero, altrimenti lei non può gustarne l'aroma, il profumo. Ha capito? Signori, salute. Edoardo. Agli ordini. Appunto, gli ordini erano una tazzolella e caffè. Perché questo è un attentato, tu lo sai, è vero. Questo caffè fa schifo. Eh? Ma dimmi una cosa, ma tu lavorassi per il nemico, per caso? Signor colonnello, questo è surrogato. Ah. Meglio di così non Ho viene. capito. Senti una cosa, Edoardo, ma tu ti vuoi esporre? No, dico, tu sei ansioso di combattere, è vero? No, insomma, tu vuoi non prenderne, vuoi ricevere il fuoco nemico, è vero? No, allora senti una cosa, Edoardo, tu devi andare via subito, hai capito? Subito, hai capito? Agli ordini. Via! Questo è uno bravo guaglione, ma non so perché per fare un caffè non mette passione, non ci crede. Peccato. Dunque, dicevamo, signori, le note... Ah, nata volta. Avanti! Entra Otello. Dal comando supremo, signor colonnello, è urgente. Anzi, urgentissimo. Vieni, e vatti a lavare, che fai schifo. Dunque, vediamo che cosa dice qua. E signori miei, la situazione si va facendo vie più pecoreccia. Dunque, gli americani si sono inspiegabilmente fermati a pochi chilometri dal Ponte dei Cesari e si stanno organizzando per un attacco in grande stile. E qua mi dicono che dunque... l'imperativo è fermarli a qualunque costo. È una parola. Sì, ma non dicono come, signor colonnello. Infatti qua non lo dicono come. Però dicono che manderanno dei rinforzi, ma che per ora non possono, e manderanno una squadra delle bande M aggregate al corpo di armata. E cosa sono queste bande M qua? Le bande della morte. Quello. E queste bande hanno il compito di far saltare il ponte. Scusi, signor colonnello, ma come? Arrivano i rinforzi e fanno saltare il ponte? Non capisco. Lei non lo capisce, capitano, lo capisco io. Va. Questa è un'acrobazia dialettica, per farci capire che i rinforzi non arriveranno mai. È chiaro il concetto?
E questo è anche un ponte meraviglioso. È un peccato. È un peccato, è un motivo, è un capolavoro, vedi? Eccolo qua. Sta qua, guarda. Dovrà finire un giorno o l'altro sta schifezza di guerra. Che giorno meraviglioso sarà quello. Gli uomini deporranno tutti quanti le armi. Sulla bocca di tutte le creature tornerà il sorriso e riprenderanno copiose le importazioni di caffè. Illustri colleghi del Senato, i miei avversari sostengono che la mia è una poltrona che scotta. Ebbene, sappiano costoro che le chiappe del generale Alfius Theodorus Brick, illustri colleghi, si sono temprate sotto il sole rovente di Sicilia. Signore, Avanti! è arrivata la squadra dei guastatori, signore. Sono arrivati? Ma che fai l'impalato, idiota? Traditore, non possiamo farli aspettare! Aspetta! Prendimi le armi! Dammi la mano! Presto! Su, andiamo! Riposo, ragazzi! Perché ti sei preso questa rogna, Joe? Non me la sono presa, me l'hanno data. Già, anche la capo infermiera te l'ha data. È per questo che siamo qui. Era la pollazza del colonnello Johnson, quella. Che diavolo vorrà il generale, secondo voi? Vabbè, in genere quando si chiamano dei demolitori è perché hanno qualcosa da demolire. Già, è possibile. State a sentire, quando il vecchio arriva qui, tirate fuori il petto. Lui vive di queste stronzate. Il grande capo. Attenti! Ma che razza di indiano sei? Dietro! Fu! Mitchell, al proiettore. Sì, signore. Tenente Kirby, prima squadra demolitori, compagnia D, secondo battaglione. Uomini votati al sacrificio. È quello che mi ha assicurato il colonnello Johnson. Una vera squadra suicida. Più o meno, signore. Ah, deve essere per questo che il colonnello vi concede qualche stravaganza nell'abbigliamento, vero? Ci inizia un po', infatti. Bene, il tuo nome, figliolo? Soldato Pasquale Capone, signore. Capone. Capone. Ma non sei mica parente di... No, signore. Ah. Che cosa facevi prima della guerra? Ero nel ramo protezioni, signore. Protezione. Assicurazioni. Ah. E tu, figliolo? Soldato Wilbur Davis Jr. Ero collaudatore di materassi, ma quando ho saputo che nei guastatori cercavano gente sveglia... Sei schizzato come una molla. Bravo, figliolo. Soldato scelto Kirk Jones, stuntman a Hollywood. Un sottofossi nella squadra suicida. Il rischio è la mia droga, signore. Una vera pellaccia, signore. Cheyenne. Apache. Piedi neri, signore. E come ti chiami? Volpe buffa? Toro scatenato? Alce cornuta? Camion veloce, signore. Strano nome per un indiano. Ci stiamo evolvendo, signore. Ah, tu dici, eh? Bene. E di lei cosa mi dice, tenente? Niente di spettacolare, signore. Progettavo ponti, vighe, grattacieli. Ah, e com'è finito nella squadra demolitori? Ah beh, hanno pensato che se posso costruire ponti, li posso anche demolire. Non sono mica fessi, eh? Bene. E allora ho proprio quello che fa per lei, tenente. Riposo, ragazzi. Allora, comodi. Sta su. Ho voluto conoscervi subito personalmente poiché l'operazione che state per compiere è dannatamente pericolosa. È per questo che su suggerimento del colonnello Johnson l'ho chiamata Ultimo Addio. Ma voglio rassicurarvi, figlioli. Comunque dovesse andare, il paese non si dimenticherà di voi. Che altro potremmo chiedere, signore? Pronto, Mission? Sì, signore. Vai pure!
Ho visto spettacoli migliori. Miccio, cosa fai? Apri, idiota! Apri! Miccio! Mi scusi, signore, ma ci sono un sacco di bottoni. Ehi, ma che cavolo succede? Ho detto vai! Subito, signore. Mission! Beh, ce l'abbiamo fatta. Se lo rifai t'ammazzo. Dietro queste colline, a circa 30 miglia da qui, c'è quel dannato ponte dei 4 Cesari. Lo chiamano così per 2 precise ragioni. Primo, perché è un ponte. Secondo, perché alle 4 spallette ci sono le statue di 4 imperatori romani, i quali ovviamente dovevano chiamarsi tutti Cesare. Eccolo qua. Guardatelo bene questo maledetto ponte. Sta lì da 2000 anni. E adesso sfida da solo il più potente esercito del mondo. Dovete minarlo e attendere. Se i carri nemici facessero vedere il loro brutto muso prima che siano arrivati i rifornimenti, farete saltare loro il loro ponte senza esitare. Allora, mission! Naturalmente mi terrete costantemente informato durante tutte le fasi di questa operazione. Il soldato Capone l'ha detto alle comunicazioni, signore. Capo. Tu sei sicuro di non essere parente? No, signore. Però tu sei di origine nemica, vero? La metta pure così, signore. Conosci l'italiano? Certo, signore. Benissimo. Allora trasmetterai in italiano. Il nemico potrebbe conoscere i nostri codici. È un'idea geniale, signore. È forte, eh? Sì. Altre domande? Una sola, signore. Cosa sappiamo circa le forze nemiche? Ah, beh, come di uso. Quasi niente, purtroppo. La ricognizione non è riuscita ad avvistare un solo uomo, ma sono convinto che c'è un'intera armata nascosta tra quelle montagne. Una sola cosa sappiamo per certa. Chiunque guidi le loro operazioni è un degno erede di Machiavelli. Un uomo scaltro, astuto, un maledetto figlio di una gran puttana. E io darei una delle mie stelle per riuscire a sapere cosa sta macinando in questo momento quel genio malefico. Edoardo, fermati. Adesso toglilo dalla fiamma e fammi sentire. Signor sì. Piano. Non basta. Ancora 11 giri e mezzo. Signor sì. 11 e mezzo. 1, Piano. 2... Fai piano. Ah, chi è? Signor colonnello, è arrivata la banda... La banda? E quale banda? Ah, sì, la banda della morte, Edoardo. Sì. Ehi, che fai? Edoardo, state accorti. Quelli sono gli ultimi 18 chicchi di caffè buono rimasti. Devi contare piano. 7, così. 8. 8... No, 9. piano, capito? Non bisogna essere precipitosi. Che è sto burdello qua? E che cosa fate voi qua? Chi siete? Che cosa volete? Tenente Tocci Federico e banda ridotta come da fonogramma, signor colonnello. E che cos'è questo fonogramma? Una banda musicale ridotta. Tenente, ma voi state pazziando? No, signor colonnello, il fonogramma parla chiaro. Mi scusi. Prego. Un ufficiale e 4 elementi di provato valore della banda musicale aggregata al corpo d'armata presentarsi immediatamente al comando per ricevere disposizioni. Dato lo scarso numero di elementi richiesti, ho ritenuto trattarsi di un concerto da camera e mi sono permesso di scegliere gli elementi più adatti. Signor colonnello, noi possiamo affrontare Bellini, Boccherini e Cimarosa senza alcun timore. E con un piccolo sforzo anche Vivaldi. Oh Gesù, Gesù. Non ama Vivaldi? No, anzi. Oh Gesù, Gesù. Oh Gesù. No, questa non la conosciamo. E come facciamo allora? Beh, la inseriremo dopo nel repertorio. Ah sì? No, dico come facciamo adesso. Ma dico, ma è mai possibile? È possibile essere così fessi? Capita, signor colonnello. Ah sì? Una banda musicale, ha detto, è ridotta. Beh, il fonogramma dice così. Ah sì? Un ufficiale e 4 elementi di provato valore. Ah sì? No. E questa è malafede. E qui c'è premeditazione, tenente. Ah, io comunque stamattina l'ho detto. Oggi c'è un cetriolo nell'aria. Un cetriolo, signor colonnello?
Mi scusi, tenente, non è per lei. Il fatto è che qui è successo un bordello di rare proporzioni. Dunque, perché noi aspettavamo una banda M. Banda M. No, no, una banda della morte! Della morte? Sì. Cazzo. Ecco, giusto quello, giusto. E invece, quelli della banda della morte sono quelli col teschietto, col cappuccetto qua, il pugnale tra i denti. Ecco, ha capito? Oh, e invece hanno mandato voi che siete, sì, una banda, ma musicale e ridotta. Male, una schifezza. Evidentemente, qui c'è stato, lo dica lei, lo dica lei, lo dica lei. Un equivoco? Oh, bravo. Io credo che sia un terribile equivoco, signor colonnello. Ma non le sarà difficile informare il Comando Supremo dell'errore commesso. Ah, lei ha ragione, tenente. No, non è difficile. È proibitivo. Sì, perché lassù nessuno commette errori. Nessuno? Nessuno. Ho capito, signor colonnello. Ci è toccato il cetriolo, ragazzi. Chiaro? Posso sapere di cosa si tratta? Ah, certamente, tenente. Vede, questa è una quisquiglia. Si tratta di far saltare un ponte. Un ponte? E come? Quello è un fagotto, non è un cannone. No, no, tenente, un ponte con la dinamite. Io capisco che questo non è il vostro genere, ma questa è la situazione, tenente. Faremo del nostro meglio, signor colonnello. Bravo, bravo! È così che si risponde, bravo! Dunque, mi dica tutto. Lei è pratico di esplosivi? O ne è completamente di giù? Beh, mio padre aveva una cava di marmo. Ma lo poteva dire subito, tenente, che lei è un dinamitardo nato! Veramente io ho sempre fatto soltanto della musica. Eppure questa è musica, tenente. Questa è musica contemporanea. E questa la si suona con i cannoni, con le bombe, con gli schioppi, Coraggio, coraggio, tenente. I presenti si guaglione, ma andiamo. Faccia su mia. Riposo, riposo, ragazzi, state comodi. Ah, dunque, che abbiamo qua? Soldato Fecuzza Salvatore. Sì, un gran bel fagotto. Allora tu sei un fagotto, Figuzzi. Ah, e dove suonavi questo fagotto? Non risponde. E questa è una coppola storta. Figuzza, noi ti assegniamo ai servizi di guardia. Come comanda vostro? Ah, è bravo. Cosa mi dice questo giovanottone qua? Soldato Tognon Dario. Un flauto traverso coi fiocchi, viene dagli alpini. Ah, di traverso e dagli alpini. Bravo, Tognon. E dove deliziavi le folle? Io ero spalone, boia cane, sempre su Esò per i monti con le bricole sulle spalle, la finanza alle calcagna, vacca boia. Non capisco. Faceva il portatore in montagna. Ah, bravo, Tognon. A te i trasporti non te li toglie nessuno. Bravo, va. Che abbiamo qua? Soldato Meniconi Tazio. Ah, un primo clarino. bene, bene. E dov'è che soffiavi dentro sto clarino, Meniconi? Nella banda dei pompieri. Ero addetto alla mensa, signor colonnello. Meniconi, non fare così. Non fare così, no, non essere amaro. Fai un bel sorriso al tuo comandante. Bravo, basta. E qui chi abbiamo? Soldato Cutolo Pasquale. Ah, Uno specialista degli smorzati. ok. No, è che quelli gli smorzati mi vengono bene perché tengo poco fiato, Sì, signor sì. colonnello. Senti una cosa, Guto, tu sei napoletano, Di Forcella, signor colonnello. E... Ero disoccupato. Ah, appunto, sì. Lo so. E mi arrangiava da lietare matrimoni, battesimi, comunione, va buono, va. Tenente, ma voi qua tenete una squadra con i fiocchi. Con i fiocchi, Grazie. Riposo, riposo, ragazzi. Dunque, tenente, mi raccomando, non mi deludete, Non mi deludete. Stia tranquillo, signor colonnello. Stanotte faremo saltare il ponte e domattina sarò qui a rapporto. Spero. Ehi, tenente, quanta fretta. E chi è che vi corre dietro, scusate? Come chi? Gli americani? Tenente, l'ordine di far saltare il ponte è vero, ma io le consiglio prima di minarlo e poi di attendere fiducioso. Mi scusi, ma non afferro. Tenente, questo ponte è il ponte dei Cesari. Ah, però. Ah, e questa è una meraviglia architettonica, una squisitezza. Certo, certo. E allora voi lo minate e poi se avvisate il nemico, pazienza, boom. Boom. Oh, chiaro? Se il nemico, per altri motivi, non passasse di lì e decidesse altrimenti, noi avremmo salvato una testimonianza della nostra antica civiltà. Non le pare? Perché tenente di macerie qua ne abbiamo fin troppo, è giusto? Lei è un uomo meraviglioso. Tenente, va bene, ma allora andate, che prima andate e prima arrivate. Grazie. Salutiamo i guaglioni, ma. Squadra, tenente che attende, fuori. Ah, è così, sciolti, fuori, andiamo, così, sciolti, grazie. sciolti, fuori. So con la vita, Meniconi, Meniconi. E dove fammi una tazzolella di caffè, va? Ehi, non stai mica a Broadway. Quando coyote ulula lontano, coniglio è tranquillo. Ho capito. Rallenta, il ponte è vicino ormai. Come fai a saperlo? Perché conosco quel ponte. Sono stato da queste parti prima della guerra, con l'università. Conosco Firenze, Roma, Venezia, quasi tutta l'Italia. Allora parli anche un po' di italiano,
Beh, quanto basta per rimorchiare un bel paio di chiappe? E perché non mi hai mai parlato in italiano? Perché tu non hai un bel paio di chiappe. Ferma dopo quella curva. Nascondi la jeep tra quei rovi. Forza, pisalo, sveglia. Prendete la vostra roba, eh? Dobbiamo fare una bella passeggiata di 3 miglia. E fatela svelta. Oh, questa è guerra vera, non è cinema. Forza, chiappa in spalla e bocca chiusa. Salutiamo. Salutiamo. Ah, cominciamo bene. Sveglia, Davis! Che ore sono? I mortacci sua, che mazza! Ia puta! Vacca porca, non vedo l'ora di tornare a baita, boia can! Ma chi ve lo dà tutto questo fiato? Bravo, puto! Zitti un po', ma che è sto casino? Pedalate e basta! Parla Belu, le scarico, vacca boia! Ah, io sarei scarico, eh? E la responsabilità? Eh? Secondo te non pesa niente? Quella la porto tutta io, su queste spalle! Oh, io non vedo un cazzo! Tu non vedi un cazzo perché sei un testone! Lo sapevo! È un peso simbolico, metaforico, però c'è! E sapessi quanto pesa! Ha ragione il signor tenente. Quella è la responsabilità, pesa assai. Signor tenente, se vuole la responsabilità fino al ponte gliela porto io. Poi magari vi pigliate lo zaino mio che è più leggero. Cutolo, appena finita la missione ti sbatto dentro. Così impari a fare lo spiritoso. Tu e la fatica non andate d'accordo, eh? Non ci parliamo da anni, signor tenente. Ma io vi addrizzo le corna. Su, pedalate! Ma onesto fatto sessimo ponte, signor tenente! Alto! State attenti, ma non si può dare un ordine qui che subito succede un casino! Bravo, Figuzza. Tu ogni tanto... Vediamo. E oltre quelle colline? Oltre quelle colline? E come ci arriviamo? Tu che dici? Scaviamo un tunnel o chiamiamo un taxi? Forse è meglio continuare in bicicletta, eh? Meniconi, pedala! Andiamo? Mi fa male il culo, vacca boia! A pensare che mamma era tanto contenta che mi avevano messo nella musica! Fantastico. È lì da 2000 anni e sembra che debbano inaugurarlo domani. Quelli che progettavo io crollavano sul tavolo da disegno. Davis, trova un rifugio per la notte. Tu avverti il comando che siamo arrivati. Ok. Va a dare un'occhiata. Io e Camion ti copriamo le spalle. Ok. Ehi, Joe, Sì. se non dovessi farcela, di alla mia vecchia che la chiave di casa è sotto lo zerbino. Ce la farai, ne sono sicuro. Uomo bianco, buon guerriero, ma un po' suonato. Sta giocando. Adesso scende e poi attraversa la strada lo davanti. Eccolo lì. Adesso si appiattirà contro la roccia. Poi farà un pezzo di strada a zig-zag. E poi il solito pezzo sui gomiti. E se troverà che tutto è ok, fischierà. Non ci provare, Cesare. Non c'è una fottuta anima viva qua giù! Andiamo. Dove? Seguimi. Oh.
Tutto a posto. Va lassù e tieni d'occhio la strada. Io vedo con l'occhio del falco. Io vado con passo di puma. Ecco, bravo. E al primo sospetto? Il ruggito del giaguaro è sospetto. L'ululato del coyote è calma. Ok, adesso va, eh? Il gufo chiamerà il mio ritorno. Senti, io il gufo non lo so fare. Ti va bene un barboncino isterico? Oh! Vieni. Forza. Comincia a scavare lì. Io intanto preparo le cariche. Ehi, sono io. Rosetti, eh? Avvertito il quartier generale? Sì. Davis? Ha trovato un buon rifugio, sopra la collina. Il camion veloce? È tutto calmo. Dammi un detonatore. Il cavo. Ecco qua. Coprilo e camuffalo bene, eh? Forza. E dimmi che portaci a rifugio. Tutto tranquillo? Solo qualche lumaca strisciante su delle foglie, ma a qualche miglio da qui. Sicuro? L'antilope pascola tranquilla. Meno male. Salite al rifugio. Io voglio studiarmi il ponte. Non puoi farlo domani alla luce del sole? Domani potrebbe non essere più qui. Allora, già che ci sei, fatti anche il primo turno di guardia. È un ordine? È solo un consiglio. Bel lavoro. Complimenti, collega. Mi dispiacerebbe farvi saltare in aria, ragazzi. Porca boia. I portacci, non ne sento più le gambe. È bello, è bello. Sì, peccato che è un po' fuori mano. Adesso basta, eh? Figuzza, vai dall'altra parte del ponte e tieni gli occhi ben aperti. Guarda che mi hai rotto le palle con la tua omertà. Quando ti do un ordine, rispondi signor sì. Signor sì. Oh, allora vai. Oh, Cutolo. Nascondi le biciclette e vai lassù a cercare un posto per la notte. Lassù? Ho detto lassù. Signor sì. Oh. Dai, venite con me voi due. Signor tenente, prima, se permette. Domenico, ma proprio adesso. E che devo fare? Vabbè. Ma cosa, lo vuoi fare proprio qui? Non è cagare dall'altra parte, no? Porca miseria. Dai, andiamo. Aspetti, signor tenente, vado avanti, mica sono alpino. Sì, vai. Oh! Porca boia! La setacchia... No, grazie, faccio da solo. Attaccati, pensa a te, vai. Buon navaio. A cagà.
È proprio sotto naso mio viene a cagare. E dove deve andare? E vattene sotto ponte a cagare. Mannaggia. Guarda sti continentali. Mannaggia la morte, mannaggia. I uomini che a casa mia. Dai, Tognone, fammi vedere come scavi. Sì. Porca boia. Quando vi c'è da fare il masso, sempre Tognone. Tognone, prendi. Mettili le cariche, vai. Sì, porco cane. Camel. Made in USA. Sortene! Sortene! Che c'è, Meniconi? Hai qualche problemino? No! Ho trovato un pacchetto di sigarette. Svizzere? No, sono americane. Fermo lì! Meniconi, non ti muovere, sta fermo dove sei. No, e chi si muove? Tu copri tutto e porta su la matassa. Sì. Meniconi, non ti muovere, sai? Sto arrivando. Meniconi, aspetta. Eccolo, Sortene. Mi ero appena attazzato quando ho visto il pacchetto. Sì, ho capito. Shh. Aspetta, sposta la gamba. Sì. Adagio, via. Sì. Sposta il piede. Che c'è? Ecco, lo sapevo. Che sapeva? Sono arrivati prima di noi. Guarda il detonatore. Mamma mia. Meniconi, vuoi che ti lasci solo così ti attazzi sulle cariche? No. Allora aiutami. Sì, sì. Prendi l'esplosivo e seguimi. Vieni. Guarda. Poi, Tonio, ma che vai dicendo? Meniconi se n'è andato sotto il ponte a fumare un pacchetto di sigarette e ha trovato una cagata nemica. Senti, Cutolo, quando parla quel marocchino lì non si capisce un cazzo. Ah, e il maestro dove sta? Il maestro. Eccoli che tornano. Signor Tenente, che è successo? Niente, niente. Prendete tutto il materiale, zitti, eh? Shh. Signor tenente. Lascia stare, il flauto lo prendo io. Vieni. Su, sulle montagne. Ci hai rotto i coglioni con queste montagne. Dai, porca boia. Cutolo, si vede bene il ponte dalla postazione? Benissimo, signor Tenente. Sta quasi in coppa alla collina. Meniconi. Signor Tenente, mi hanno caricato come un somaro. Cammina bestiasa, boia accanto un cago. Possibile, porca miseria. Mamma! Si sveglia! 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 Franco di pezzenti. C'è una guerra in corso, ne avete sentito parlare? A chi tocca il turno adesso? A tutti tocca, squadra suicida del cavolo. Ma chi t'ha morso, eh? Quelle lumache striscianti su delle foglie a qualche miglio da qui erano demolitori italiani venuti a minare il ponte. Oh, no. Eppure l'antilope pascolava tranquilla. Hai sentito? Tanto tranquilla che si è mangiata il cavo e l'esplosivo. Ah, quale cavo? Il nostro, Davis. Il nostro. No, non è possibile.
Soddisfatto? Ah, non dire stronzate. Stronzate? State a guardare. Minchia, che botto. Grande spirito ha parlato! Dammi il binocolo, Cutolo. E tutto sto bordeo per 4 macachi dei guardie della finanza. Tognò, stai tranquillo, non ti stanno cercando, quello è il nemico. Ma sei tutta una razza, vacca boia. Eccoli. Ma per gli americani il carnevale è d'estate. Se fossi pessimista direi che siamo nella merda fino al collo. E sono pessimista. Ci sta cercando il cowboy. Li vedi, Joe? Non ancora. Eccoli, si godono lo spettacolo. Dove sono? Là. Là. Grazie. Ragazzi, prendete gli strumenti. Come? Prendete gli strumenti. Fate quello che vi dico. Hey, wait! Aspetta, non mi sente. Adesso gli suoniamo la canzone dei prigionieri americani. Dai, accordatevi fra voi e ditemi quando siete pronti. Dai, un momento, one moment. Siete pronti? No, pronti. Aspetta. È piaciuto? Suoniamolo ancora, da capo, capito? Grazie. Non io, loro. Ottimo, signor Tenè, vigoroso e discreto. Dici bene, dici. Che bastardo. Poi l'americano ha fatto così. What you mean così? Sì, siamo stati noi, noi. Il mio cavo? Aspetta. Vacca boia, noia puta. Ci hanno mandato in malora tutto il lavoro che avevamo fatto, signor Tenente. Ci hanno tagliato il cavo. Lo potevi nascondere Vedete? Io gli metto un colpo di fucile in fronte a quei 4 finanzieri. Sto polentone. Questa me la leggo al dito, me la leggo. Ci hanno fregato come turisti. E mo che famo, signor Tenente? Avvertiamo il comando, prendi un piccione, Sì, voi due sì. teneteli d'occhio. Adesso ti metto a posto io. Tieni la penna un attimo. Fermo, eh? Che adesso li sistemiamo. Metti giù la testa. Allora. Ponte presidiato da ingenti forze nemiche, virgola. Beh, così ci mandano i rinforzi, no? Signor Tenente, ma quelli rinforzi eravamo noi. Vabbè, io ci provo. Attendo disposizioni, punto. Oh, tieni. Adesso tocca a te. Tu avvertili, eh? Vieni, vieni. Vai! Vai! No! Non ti... Vai, vai, vai! Piccione di merda! E dove cacchio? Boia! Adesso cosa femo, signor Tenente? Che femo? Aspettiamo. Aspettiamo gli eventi.
Perché se Atene piange, Sparta non ride. E invece ridono. Beh, adesso basta, ragazzi. Ehi, dove vai? A stanare quei 4 suonatori ambulanti. Figuzza. È esattamente quello che è successo a John Wayne in Furore sulla Cina. E lui che fece? Tornò subito indietro e ci mandò un altro. No, devi stare lì. Cosa sta dicendo, Joe? Che è meglio per noi se il ponte lo guardiamo da qui. Ha proprio ragione. È molto bello il ponte visto da qui. Speak! Da noi non si fa così, è così. Ma io così no, casomai lui. Ridi, Meniconi. Speak! Speak? Questo vuole parlare con me. Parlare! Pow wow! The bridge! Ponte! Ah! Io e te speak. Ponte? Bridge? Sì? Vuole parlare con me. Signor Tenente, non si fidasse, che nemico è. Figuzza, se siamo qui è perché ci siamo fidati degli amici. Signor Tenente, ci pensi 2 volte. Non dire vacca boia perché mi incazzo subito. E va bene, boia vacca. Ci ho pensato, io ci vado. Ragazzi, teneteli d'occhio. Ehi, che significa questo striptease? Significa che scendo al ponte a parlare col tuo paesano. Ho capito. Mentre tu li distrai, io raggiungo il fiume. Lo attraverso a nuoto, li sorprendo le spalle, li terrorizzo con un urlo alla Berlancaster e Taglio poi... un taglio. Tenete gli occhi aperti voi, Sta scendendo? Beh, io vado, eh? Mi raccomando, ragazzi, state in campana. Signor Tenente, tenga presente che noi teniamo famiglia. Già, io sono figlio di NN. Io vado. Il primo che ride lo sbatto al fronte, eh? Beh, ma cosa aspetti a presentarti? Che finisca la guerra? Anche tu hai ragione. In fondo sono stato io a chiederti di parlare. Ma cosa guarda questo? Tenente Joseph Kirby, compagnia D, prima squadra demolitori. Cosa fai, stronzeggi? Tenente Federico Tocci, maestro. Voglio dire, comandante di banda aggregata al corpo d'armata. Questo mi sta prendendo per il culo. Ah, parli inglese?
Sì, me la cavo, ma devi parlare chiaro e lentamente. Sono tutto orecchi, tenente. Sarò onesto con te. Quel tuo scherzo con le nostre cariche potrebbe procurarci qualche fastidio. Beh, lo credo. Procurarci significa sia a te che a me. Perché a me? Ah beh, perché sono in costante contatto con il mio quartiere generale e... E se mi sentono preoccupato si innervosiscono. E ci potrebbero essere i fuochi artificiali su questo ponte. Ma a voi serve questo ponte? Altrimenti ci sarebbero già stati questi fuochi d'artificio. Giusto. Ma questo vale anche per te. E cosa suggerisce, tenente? Ecco, senti. Tu informi il tuo comando che il ponte è già in nostre mani. E io avviso i miei cervelloni che la via è libera. Ma che tra i monti oltre il ponte li aspetta una terrificante sorpresa. E poi? Non hai afferrato? No. Beh, così salviamo questo bellissimo ponte, le nostre cotiche e quelle di qualche migliaia di poveracci che i nostri padri eterni manderebbero al macello per contendersi questa posizione. Niente male davvero. Ma io ho un'idea migliore, tenente. Ah, sì? Come hai detto che ti chiami Kirby? Kirby. Kirby, tu alzi i tacchi. Vai a informare il tuo comando che ormai il ponte è nelle nostre mani e che passare di qui sarebbe inutile. Così otteniamo lo stesso risultato. Ma così la parte del coglione la faccio io. Sì, no, voglio dire, è normale per il contadino difendere il pollaio dai ladri di galline. Ladri di galline? Tu stai parlando con un rappresentante del più potente esercito del mondo che ti sta offrendo una via d'uscita onorevole. Io sto parlando con un paraculo che cerca un'uscita per non pagare il dazio. Allora non ci resta che avvisare i nostri rispettivi comandi. Vedremo dei bei fuochi artificiali, tenente. Già, e sta attento ai mortaretti. Sì? Come hai detto che ti chiami, tenente? Tocci. Federico Tocci. Federico. Noi diciamo Freddy. Non si dice Frederick? Sì, ma sai, noi di solito diciamo Fred o Freddy, è più... Più simpatico. Ecco, quello. Io, per esempio, mi chiamo Joseph, ma gli amici mi chiamano Joe. Già, Joseph? Joe. Anche i miei uomini mi chiamano Joe. Da noi non è permesso. Senti, io stavo pensando che... Un'altra idea? Vai avanti, ti ascolto. Io penso che non sarà a questo punto a segnare le sorti di questa fottuta guerra. Io l'ho sempre pensato. Allora anche tu sarai d'accordo? Come no? Anzi, ti dirò di più. Cosa stavi dicendo? Ma che minchia stanno facendo? Secondo me si sono fidanzati. Certo che è un bel casino, eh? L'hai detto. Senti un po', potremmo tornarsene indietro tutti e due e raccontare di aver trovato il nemico ad aspettarci. Come la prenderebbero poi i condottieri? Malissimo.
L'ordine è di tenere la posizione con tutti gli uomini disponibili. E allora non se ne parla neppure. Sarebbe la soluzione peggiore. C'è una sola cosa da fare. Quale? Far saltare il ponte. Mi dispiace, ma perlomeno avremmo evitato una carneficina. Sì, ma con quale esplosivo? Con il nostro. Quello che ti sei fregato sotto il ponte. Quello l'ho perduto guardando il fiume. Ah beh, ma allora sei negato. Senti. Hai ragione, non funziona. Certo. Ficuzza, gli ordini erano chiari. Non abbandonare il posto di fronte al nemico. Che quale abbandono, signor tenente? Il nemico là è. Ehi, chi diavolo vi ha detto di scendere giù? Senti, Joe, ci eravamo stancati di fare i guardoni mentre tu e il nemico passeggiavate come due innamorati. Ma tu glielo permetti? Ah, non ti preoccupare. Senti, Maschione, il tenente e io stiamo cercando di evitare che qualcuno si fotta le vostre vedove. Le loro vedove? E non solo le loro. Questo può diventare il ponte delle vedove. Allora che facciamo, Joe? Beh, non crederete che i nostri rispettivi comandi rinunciano a questa posizione per il fallimento di 5 stronzi. Con i miei 4 fanno 9. E tu non ti conti? Fai 10. Allora, Joe, come la mettiamo? Stiamo cercando una soluzione. Signor tenente, se permette, data l'ora, io preparerei qualcosa da mangiare. Buona idea. Mangiamo insieme? Perché no? Meniconi, vai. Una volta superato lo stretto, punto direttamente su Berlino, zigzagando in una lunga e terribile marcia forzata. Bari, Napoli, Rimini, Genova, Berlino. Berlino. Intercettarci sarà più difficile che riuscire a cagare centrando un bicchiere dall'ultimo piano dell'Empire State Building. Oui. Se riusciamo ad uscire da questa storia, le jeux sont faits. I giochi sono fatti. È un piano che richiede una considerevole preparazione, ma è molto audace, devo dire. E lo dica allora. E lo dica. Io mi auguro che i suoi calcoli siano esatti. Sarebbe estremamente imbarazzante presentarmi al numero 10 di Downing Street nel caso in cui il nemico dovesse riuscire a centrare quel bicchiere. Ci si può giocare le cornamuse. Senatore, tenente Garfield? Sì, signore? Notizie dal tenente Kirby? No, signore, non riusciamo a metterci in contatto. Maledizione. Mi scusi, signore. Che c'è? Un piccione. Lo abbiamo trovato dentro la canna di uno dei nostri cannoni. Un piccione? Un piccione? Che cavolo ci fa un piccione nei nostri cannoni? Portava un messaggio, signore. È già stato decifrato. Un messaggio? Lo legga. Ho detto lo legga! Ponte presidiato da ingenti forze nemiche. Attendo disposizioni. È del tenente Kirby. È del tenente Kirby. Deve essere nei guai, per questo non risponde. Per questo non risponde. Tenente Garfield! Comandi! Provi ancora! Sì, signore! Devo parlare con quel ragazzo. Su, avanti, canaccio. Guadagnati la tua fetta di gloria. Qui comando a ultimo addio. Qui comando a ultimo addio. Ultimo addio, rispondete, passo. E appena dopo la laurea, presentai un progetto per un ponte sul Mississippi. Ma quelli della commissione lo bocciarono. Perché? Tirarono fuori la scusa che non era abbastanza lungo per toccare tutte e due le sponde. Pignoli, eh? Allora me ne andai in California a cercare fortuna. Mi era appena ambientato che mi raggiunse la chiamata di zio Sam. Ed eccoci qua. Da quanto tempo sei sotto le armi? Ma come? Collaudatore di materassi? Ah. E ti pagano pure? Certo, è bene anche. Hai capito? Senti un po'. Finita la guerra, se riesco a venire laggiù, metteresti una buona parola per trovare un posticino pure per me? Beh, posso provare. Buono. Io come collaudatore di materassi posso faticare anche 24 ore al giorno. Davis, dammi da accendere. A Chicago, dici? Sì, a Chicago. Mio zio Tano vive a Chicago. Chi? Un frate di mio padre, ricco è. Maneggia.
Maneggia che cosa? Maneggia. Senti, se maneggia roba grossa, deve essere assicurato con noi. Come hai detto che si chiama? Fecozza, come a me. Tano Fecozza. Don Gaetano Fecozza. Ma lui è il mio boss. Lunga pace tra nostre tribù. Grazie. Ostrega, sei un po' trinciato, vacca boia. Io, piedi neri. Mi balle rotte. Bale rotte, piedi neri, amici. Per me va bene, boia vacca. Ehi, meniconi, si accotti quei disertori! Se stanno a cosce! E allora? Sta a sentire. La scena da fare era difficile, rischiosa. Allora io dico $100. Il direttore di produzione dice 50. Tu sei scemo, dico io. Prendere o lasciare, dice il bastardo. Lascio, dico io. Non mi faccio rompere le ossa per 50 sporchi dollari. John è un tipo che picchia duro e se non prendi il tempo giusto ti ritrovi la mascella come una squash banana. Capisci? Banana, capisci? Ma allora era proprio pericolosa. Pericolosa? Ah, shit! Sta a guardare, Siamo nel deserto dell'Arizona. Io sto cavalcando ventre a terra. Quando cazzo va? Lui mi segue. Lui chi? John Wayne, no, te l'ho detto. Si avvicina sempre più. Io estraggo la colta e gli sparo qualche colpo. Pow, pow, pow! Lui si abbassa, spara e mi fa saltare la pistola dalla mano. Poi lui riesce ad affiancarmi, mi si tuffa addosso e rotoliamo a terra. Io mi alzo. Gli porto un destro. Lui blocca di sinistro e mi centra con un diretto in bocca e io stramazzo di schiena. Ma mi rialzo. Lo guardo truce. Mi tuffo su di lui, che prima schiva. E poi mi stanga una gomitata sulle reni. E mi manda a sbattere contro un enorme cactus. E io cado a terra, urlando di dolore. E te credo. Ma io scatto in piedi, con il sangue agli occhi. Estraggo il pugnale e mi scaglio su di lui. È John Wayne. Mi dà un calcio alle palle. Io mi rialzo, lui mi afferra per il polso e me lo torce dietro la schiena e con un calcio nelle reni mi butta nel burrone! Dio si è ammazzato. E quel figlio di puttana pretendeva che facessi tutto questo per $50. Io non sono scemo come pensava lui. No! Capisci? Capisci? Ammazza quanto è stronzo questo. È proprio arrivato. Niente male. Sortene, prende questo che è più paccuto. Prima gli ospiti, un po' di educazione, no? Mi scusi. Favorisca. Grazie. Tu sei di carriera? Io di carriera? Ma stai scherzando? No, io sono un artista, musicista. Sostituto direttore d'orchestra al Teatro dell'Opera. Sostituto direttore d'orchestra? Sì. E che fa un sostituto? Che fa? Aspetta. Aspetta che al direttore titolare prenda un infarto. Ho aspettato per 5 anni dietro le quinte vestito da pinguino. Niente da fare. Non mancò mai uno spettacolo. Neanche quando restò ferito in un disastro ferroviario. Pur di non cedermi la bacchetta, quella sera diresse la traviata con le braccia ingessate, figlia di puttana. Bisogna aver fortuna. Se non hai l'occasione, quando sfondi? Io sono musicista e demolisco ponti. La chiami fortuna? Fa culo. E come sei finito nei demolitori? Che ne so. Un ordine sbagliato. Sai come vanno queste cose, no? Come se lo so. A chi lo dici? Pure qua. E mo, se permettete, Ma bagno pure io. Niente paura, ci penso io. No, Meniconi, buone sono. Comando chiama ultimo addio. Comando chiama ultimo addio. Ultimo addio, rispondete, passo. Ehi, Joe, rispondiamo? Vuoi che mandino giù rinforzi?
Qui, ultimo addio, passo. Kirby, Cristo, sono Garfield. Sono ore che stiamo cercando di metterci in contatto con voi. Che ti è successo? Stavo facendo un picnic col nemico. Piccioni arrosto, vino e sottofondo di buona musica. Tieni duro, Joe. Qui c'è il generale Brick che vuole parlarti. Passo. Di a me? Kirby, passo. Passo, Kirby, risponda, Kirby, ripasso. L'ascolto, signore. Finalmente. Sono ore che chiamiamo. Perché non rispondeva? Abbiamo avuto qualche problema con il nemico, signore. Non faccia il modesto, Kirby. Io la invidio. Oh, che cosa darei per essere al suo posto. Lo credo, signore. Devo dire che quella sua idea di inviare il piccione è stato un colpo di genio. Grazie, signore. Cosa intendeva quando parlava di presidiato da ingenti forze nemiche? È difficile dirlo, signore. Colpiscono e scompaiono. Ah, si nascondono tra le montagne che sono oltre il ponte. È così, figliolo? L'ha detto, signore. Appena tiri fuori il naso, Te lo ritrovi con 3 narici. L'ordine perentorio. Se non prendo quel ponte entro 24 ore, dovrò mettermi da parte e accodarmi a questi fottuti generali della concorrenza che non aspettano altro. Il carburante è arrivato? Non ancora, maledizione. Ma io non perderò questo appuntamento con la storia. Asciugherò tutti quanti i serbatoi dell'armata per rifornire i carri armati del colonnello Bascom. Il colonnello soltanto un graffio? Esattamente. Supererà di slancio il ponte e si attesterà sull'altra sponda in attesa. Ma, signore, quei carri non ce la faranno mai. La strada è letteralmente pavimentata di mine. Cosa? E lei dove è passato, Kirby? Dove sono passato? Più a nord. Sì, ho dovuto attraversare un villaggio infestato di cecchini. Bene. Torni subito al comando. Guiderà lei stesso quei carri al ponte. Se sbrighi. Passo e chiudo. Ma tra quelle montagne potrebbe nascondersi un'armata, signore. Lo so, non me ne frega un bel niente. Io voglio quel ponte. Passo e chiudo. Signore. Signore. Mi dispiace, Freddy. Anche a me. Soltanto un graffio. Ma proprio quel figlio di puttana doveva andare. Ma chi è questo soltanto un graffio? Lo chiamano così perché ogni volta che è ferito dice sempre che è soltanto un graffio. Ah, conosco il tipo, sì. No, questo è unico, Freddy. Nel Nord Africa lo sorpresero che si masturbava mentre stava andando incontro ai carri armati di Rommel. Beh, spero che questa volta gli rimanga in mano. Immagino che dovrai avvisare il tuo comando. Non vedo cosa posso fare. Già, ti capisco. Che bordello. Peccato che finisca tutto a puttane. Hai detto bordello? Sì, perché? No, per un attimo ho pensato... Aia, hai pensato. Sì, ma non può funzionare. Certo che sul piano pratico presenta qualche problema, ma... Anche questo è vero. Perché non proviamo a fare un'ipotesi? Facciamola, che ci costa. Facciamo l'ipotesi che tu mi racconti bene di che stai parlando, perché io non ho ancora capito niente. Vedi, io stavo pensando che se riuscissimo a rivediare una ventina... 20 sono tante. Diciamo che io ci riesca. Ma tu poi? Questo non è un problema. Il problema è riuscire a coordinare tutto. Abbiamo 24 ore. Che dici, ci proviamo? Proviamoci. Proviamoci. Efficienza! Già! È questo che conta. Questo? Bene. Buon lavoro! Ma non è Kirby quello? Sì, potrebbe essere lui. Sì, quello è Kirby. Sì, è lui. Forza, ragazzi! Forza con quella benzina! C'è la guerra! Non ve l'ha detto nessuno? Kirby! Che ne è stato del suo mezzo? Ha saltato su una mina, signore. Ho dovuto sgozzare un postino per procurarmi questa qui. Che fegato, eh? Ecco cosa serve in guerra. È routine, signore. Bene. Com'è la situazione? La situazione è fluida, signore, sì, estremamente fluida. Che avevo detto io, eh? Venga, Kirby. Voglio presentarle il colonnello Bascom. Sì, signore. Appena caricati questi confetti, pensate alle munizioni per le mitragliatrici. Sì, signore. E controllate i miscelatori dei lanciafiamme. Sì, signore. Sam! Generale. Sì. Questo è il tenente Kirby. È lui che ti guiderà fino al ponte. La sua jeep è saltata in aria, ma lui se l'è cavata. È un buon soldato, Sam, vedrai. Beh, come vanno le cose? Una delle tue strigliate ci farebbe guadagnare tempo. Ah, l'avranno, Sam. Puoi giurarci che l'avranno. Bene, ci vediamo più tardi, signori. Signori. Forza con quel carburante!
C'è qualcuno che vuole finire nel battaglione di disciplina? Su, aspetti! Forza con quel carburante! Kirby, eh? Sì, signore. Sembri un cesso intasato, Kirby. Quando è stata l'ultima volta che hai visto un pezzo di sapone? Allevi i pidocchi? Sui miei carri non ci sali conciato così. E torno adesso dal fronte, signore. E il nemico non richiede l'abito scuro. E così la tua jeep è saltata in aria, eh? Esatto. Bang, bang. Ti sarai sporcato le mutande, immagino. Ah, non hai avuto il tempo, signore. Mi si è subito stretto il culo dalla paura. Non mi piace la tua faccia. Detto fra noi, neanche lei è l'uomo dei miei sogni. Potrei distruggerti, tenente, lo sai, vero? Ah, sì, ma non lo farà. Perché solamente io posso accompagnarla in questo viaggio di sola andata e lei lo sa bene. Sparisci, tenente, e non farti vedere fino all'ora della partenza. Grazie, colonnello. Ho qualcosa di meglio da fare. Tenente! Tenente! Va bene che questa guerra è un gran casino, ma mi pare che lei stia esagerando. Certo, capisco le sue perplessità, signor colonnello. Meno male, è meno male. Tenente, ma dico io, ma come va a fidarsi di un nemico, che sia pure esso un simpaticone, come dice lei? Sempre nemico è, o no? Beh, sì. No! No. No, dico no, qui ci sta una fregatura. Signor colonnello, come fa a esserci questa fregatura? Ma che il nemico avanzi su più direttrici, lo sappiamo anche noi. La strada del ponte ormai per loro non ha più importanza, anzi direi che è quasi inutile. Ah, sì? E allora perché questo mio pervicace antagonista si vuole prendere tutto questo disturbo se è vero che è pure a corto di benzina? Beh, il mio amico cioè, voglio dire, il nemico... Vabbè, insomma... ho capito, quello lì. Sì. Oh. Beh, pare che tutto questo polverone nasca dal fatto che il suo antagonista, come lo chiama lei, abbia delle velleità politiche e voglia assolutamente avere un successo personale. E poiché lei ha l'ordine di tenere quella posizione costi quel che costi, lei capisce che la cosa potrebbe diventare piuttosto rumorosa. Queste è vero, che cose, botti, lì. E allora, signor colonnello? Allora... Beh, ma noi cosa abbiamo da perdere? Se l'operazione non dovesse riuscire, avremmo ancora tutte le carte da giocare. Ma se riuscisse, avremmo evitato... Molto rumore per nulla. Dice lei. Dopo un'accurata statistica eseguita da quest'ufficio su un campione di 2000 soggetti scelti tra vari reparti, è stata riscontrata una rilevantissima percentuale di casi di rottura testicolare dovuta a logorio da prolungato servizio militare e a periodiche sollecitazioni oniriche incontrollate. Poveri ragazzi. Suggerisco quindi a questo comando di provvedere alla fornitura di 10.000 sospensori come parziale palliativo e temporaneo sollievo delle zone in questione. Sì, insomma, ci siamo capiti. Ehi, ma sei matto? Scusa un paio di palle. Siamo in missione. Svanisci. Oh, andiamo, capitano. Tocca a me stavolta. L'ho visto prima io. Senti, che grado hai tu? Sergente. Sergente? Sparisci. Ciao, sergente. Ciao. Dov'è il capitano? Ah, senti, se è per la zona in questione, li abbiamo appena richiesti. Ma sta tranquillo, per te non ci sono problemi, tenente. Ah, no. Joe! Linda! Che sorpresa, ma che ci fai da queste parti? Ho bisogno di parlarti. Qual è il problema, Joe? È molto importante, Linda. Vieni nel mio ufficio. Tu capisci? Se soltanto un graffio raggiunge quel ponte, ti arriveranno tonnellate di frattaglie da rimettere insieme. Lo so, Joe, ma non vedo come possa aiutarti. Voi state tirando a lucido i suoi uomini, vero? Sì, sono praticamente barattoli di vitamine. Ecco, io stavo pensando che se si potesse, come dire, cercare di farli andare un po' su di giri. Ma sono già su di giri, Joe. E allora mandateli fuori giri. Che so, con una pillola in più fra tutte quelle vitamine, per esempio. Ok, tenente. Ci penso io. Questa sì che è collaborazione. Aereo in avvicinamento!
Pronti ai pezzi? Via, Paravete, via! Oh, ma vola basso sto cornuto. Eccolo, centrato, sortenente. Sento. Guarda un po' là. È in cambio. No, Santoni, è una balilla. Ah, ecco. Soldato, chi comanda la batteria? È il tenente Rondi, signor tenente. E dov'è? Eccolo. Tocci. Rondi. Dal quartier generale. Quartier generale. C'è tanto di timbro su Ceralacca? Ah, sì, vedo. Senti, non è che dobbiamo ripiegare ancora? Siamo arrivati ieri? No, se questa operazione riesce. Che operazione? Beh, leggi. No, scusa. Io devo chiedere conferma ai miei superiori diretti. Tu intanto firma che hai preso visione dell'ordine. Alle ore... E perché? No, perché se dovesse fallire per questo ritardo l'operazione, non sono più affari miei, sono solo cazzi tuoi. No, scusa. Saranno cazzi loro. Tocci. Rondi. Ok. Questo è il minimo che posso farti. Credimi, è ridotto all'osso. Dì un po', hai le mosche nel cervello, per caso? Oh, è una valanga di materiale che mi chiedi. Lo sai con la benzina borsa nera quanto ci potrai fare? I trasporti dove li metti? Devo ungere un sacco di gente. E poi scusa, lo vuoi conteggiare il rischio? Ma è molto più di quanto prendesti per evacuare il comando tedesco da Tobruk. Andiamo. Quello fu un prezzo di favore per assicurarmi il cliente, eh? Dovrei cederti 10 anni di paga per saldare questo conto. E non credo che la guerra durerà tanto a lungo. Purtroppo no. Joe, voglio venirti incontro. Facciamo scambio merci, ok? Ok. Ho sentito che ci sono 4 statue romane autentiche giù al ponte, è vero? È vero. E allora? E quanto sono alte? Beh, più o meno alte così. Di che annata? Prima o dopo Betlemme Kid? Mary e il falegname non erano ancora nati quando costruirono quel ponte. Perché me lo chiedi? Senti, facciamo così, Joe. Io ti faccio questa fornitura e tu mi porti quelle 4 anticaglie, ok? Così alla pari. Alla pari. Ma tu vuoi scherzare? Quella roba vale una fortuna. Falla finita, tenente. Senza di me sei fottuto. Io ti faccio il lavoro e tu mi dai quella roba. Prendere o lasciare. Ok, d'accordo. Ah, senti, aggiungi una cassa di whisky a quel materiale. Ricevuto, socio. E non dimenticare di mettere quelle riviste nei carri. Le avrai. Certo, vi capisco. È una decisione difficile. Ma cosa mai è facile di questi tempi? È giusto sappiate che se accetterete, nulla avrete in cambio. E nessuno oltre me, naturalmente, vi ringrazierà. Sì, lo so, è un salto nel vuoto, direte. Ma dovete anche sapere che voi e soltanto voi potete portare a termine questa missione. Fidatevi di un uomo che ogni giorno lancia il suo cuore oltre la trincea. E vi garantisco che se accorderete il vostro coraggio con il mio, sarà un gioco da ragazzi. Ecco, è tutto. Ora sta a voi decidere. Su un piatto della bilancia, la conseguenza del fallimento di questa operazione. Sull'altro, i vostri argomenti. Pensateci con molta calma, ma fate presto, perché il tempo stringe. Ora ho chiuso. Allora, ci vuole tanto? In fondo questi ragazzi ci hanno dato molto. Avete deciso? Sì. Come rispondete? Come il poeta. Se pensi e troppo pensi, vai a diventare pezzo. Ascolta il cor e buonanotte al Chez. Ah, Vengo anch'io, signor tenente. no. Lei è meglio che rimanga, signora, non si sa mai. Potremmo avere bisogno di rinforzi. Allora resto.
Sta arrivando, ragazzi. Vai con il segnale, camion veloce. Va tu là! Fermo là! Dentro. Ma che cazzo Su ragazze, scendete. Ale, tutte a terra, siamo arrivati. Forza, ragazze! Ciao Rondi. Ciao. E quelle sarebbero le... Nostri agenti. Infiltriamo una quinta colonna oltre le linee nemiche. a me mi sembrano tante... Devono sembrare. Allora che operazione è? Ehi, spaccato il secondo. Aereo in avvicinamento! Questo è un gatto, non gli sfugge niente. Beh, adesso tocca a me. Ciao. Ciao, Toci. Buona fortuna. Grazie. Ciao. Forza, ragazze! Andiamo, non c'è tempo da perdere. Niente paura, sarà uno scherzo. Aereo in allontanamento! Santoni, ma vaffanculo, va. Sam? Ciao, generale. Tim? Tutto a posto, Sam? Guardali qui. Non sembrano giaguari pronti ad azzannare la preda? Sono assetati di sangue. Sì, niente potrà fermarli. Sono delle vere macchine di distruzione. Mi hai tolto la parola di bocca. Hai ragione, generale. Posso sviluppare un tale volume di fuoco che a paragone all'incendio di Chicago sarebbe sembrato una lampada votiva. Giusto. Kirby. Signore. Questo è un gran giorno anche per lei. Partecipare ad una missione del colonnello Bascom non è da tutti. È vero, Kirby. Non è da tutti. Sì, sono fortunato. Sam, non voglio trattenerti oltre. Sarai ansioso di azzannare la preda. L'hai detta, generale. Sta tranquillo, voglio sorprendere il nemico con gli spaghetti in bocca. Equipaggi a bordo! Lei salirà sul mio carro, Kirby. Prenderà il posto del mitragliere accanto al pilota. Bene, signori. Ti servirò quel ponte su un piatto d'argento, generale. Buona fortuna, Sam. Carro numero 3! Accensione! Carro numero 2! Accensione! Carro numero 1! Accensione! In marcia! Il diavolo potrà mai fermare quei mostri? È quello che mi stavo chiedendo. Fai pieno che mi rovini l'azienda! Allora, ricapitoliamo. Quando la lucetta rossa comincerà a lampeggiare, noi ci alziamo,
Agganciamo i moschettoni. Basta con questa... La conosciamo la luce rossa. Saremo coscienti, mica buone. Vabbè, come non detto. Volevo solo assicurarmi che avevate capito. Non vorrei compromettere tutto con qualche troiata. No, cioè, no, volevo dire, sarebbe un peccato se finisse tutto a puttane, no? Sì, insomma, se proprio adesso succedesse un casino. Io mi siedo lì, eh? Ecco, bravo, è meglio. E questa cos'è? Bene, bene, bene. Le preparate qui sopra le vostre missioni, per studiare il nemico. Magari, signore. Il fatto è che a quel figlio di... cioè al colonnello, quel tipo di battaglia non va a genio. Quello se non spara, non si diverte. È un vero soldato. Oh, bella quaglia, Ah, che tette. Io quella me la farei anche morta su un tavolo d'obitorio, signore. No, io invece se non sono vive non mi diverto. Ah, mi scusi, signore, ma quando uno è stato solo attenti per 7 mesi, questi diventano dettagli. 7 mesi che andate in bianco. 11:58. Beh? Come beh? A mezzogiorno in punto saremo sull'obiettivo. E allora? Allora, mancano 2 minuti al lancio. Anzi no, 1 minuto e 45 secondi. Mi siamo qui per questo, no? Già. Mi sembri un po' agitatello, tenente. Hai paura perché? Paura io? Sono abituato a ben altra musica io. Piuttosto loro. Porca miseria, come sono calme. La calma è la prima virtù nel nostro mestiere. Ah, è la calma? Pronti all'acqua! Allora, tenente, non viene con noi? No, come no? Ci mancherebbe altro. Agganciare! Niente paura, sarà un gioco da ragazzi. La paura del seggio, tenente. Come? Lo dice il poeta. La paura del seggio, l'incoscienza del pezzo, stringe le chieppe, buonanotte. Sì, lo so, conosco il poeta. Bianco destro! Fuori primo! Fuori! Leoneni, unità posta a tua sorella! Oddio, gli indiani! Guzza, tutto a posto? Secondo gli ordini, signor tenente. Non ti muovere! Signore, l'aiuto io! Forza, ragazzi, sveglia! Brave, tutte intere? A parte le emozioni, magari. Voi, venite da questa parte, seguiteci! Venite! Aspetta, bellezza! Aspetta! Ehi! Sergente, dia al colonnello che stiamo per arrivare in un villaggio. Potrebbe esserci qualche cecchino. State con gli occhi aperti. Sì, signore. Signore. Il tenente Kirby dice che stiamo per raggiungere un villaggio dove potrebbe esserci qualche cecchino. Ah sì, se la comincia a fare sotto. Beh, di al tenente che non ho bisogno dei suoi consigli. Sì, signore. E che ho già preparato la sorpresa per quei bastardi. Sì, signore. E digli che non mi sporchi il carro quando comincia il fuoco, piuttosto. Avanti! Tenente. Dimmi pure. Il colonnello dice che i cecchini sa lui come sistemarli. Che hai in mente di fare? Non ne ho idea, ma se dipendesse da me tenterei una rapida conversione a 2 e punterei diritto su St. Matthews, Kentucky. Volpe del deserto, ispirami tu. Con te al mio fianco, maestro. Non posso fallire. Qui, colonnello Bascom, a tutte le unità.
Questo merdoso villaggio è infestato dai cecchini. Dobbiamo cancellarlo dalla faccia della terra. Al mio comando i carri 1 e 3, cannoni ore 2. Carro numero 2, cannone ore 10. Eseguire! Al mio primo ordine avanzeremo. Al mio secondo ordine aprirete il fuoco. I lanciafiamme sul cingolato si occuperanno del barbecue. Ma questo è criminale, colonnello. Non può fare una cosa del genere. Cosa hai detto, tenente? Ho detto che è criminale. Cosa vuol dimostrare con questo scempio inutile? Considerati deferito alla corte marziale. Figlio di gran puttana. Sei finito. E in marcia! Prepararsi al fuoco. Dove siete? Venite fuori. Ehi! Colonnello, a ore 12, guardi. Colonna! Ehi, stanno bene i baffi? Sì, stanno bene, stanno bene. Occhio alla chioma, eh? Au. Eccoli! Dall'aspetto si direbbe il classico figlio di puttana. È il classico figlio di puttana. Ma dov'è Joe? Dietro il classico figlio di puttana. Non è che io tenga la forma, colonnello, ma mi sembra che il regolamento preveda saluto e presentazione. Certo, signore. Colonnello Bascom, Sam Bascom, secondo battaglione corazzato. Generale Jeremy Morland del Comando Supremo. Sorpreso? Beh, sì. Tutto mi sarei aspettato meno. La capisco. Mi permette di presentarle il colonnello Tocci, comandante del settore sud delle forze armate italiane, vostro ex diretto avversario. Ex? La campagna d'Italia si è conclusa, colonnello. Cosa? Ha capito benissimo. L'armistizio è stato firmato da poco più di 3 ore a Ragusa. La radio italiana ne darà notizia tra pochi minuti. Sei sicuro che funziona? Oddio, il foglietto. Vabbè. 1, 2, 3. Attenzione, attenzione. Comunicato straordinario del Comando Supremo delle Forze Armate Italiane. Questa mattina, in località Bagherebbe, è stata firmata la fine della guerra. Attenzione, attenzione. Non posso crederci. Avete alzato le mani appena in tempo, glielo assicuro io, colonnello. Se la notizia dell'armistizio fosse arrivata 2 ore più tardi, avrei concluso questa guerra con un altro dei miei famosi blitz. E sarebbe stato l'ultimo. Se permette, generale, la mappa, tenente. Tenente, la mappa. Figuzza, sveglia. Avrei lasciato passare i suoi carri sul ponte dei 4 Cesari. E una volta attraversato, sareste stati accolti da centinaia e centinaia di potenti, piccoli cannoni che vi stavano aspettando al varco nella valle del piccolo Grande Corno. E se ciò non vi avesse fermato, ero pronto a far saltare la diga del Gran Rasegone sopra il Pirla. E se ciò esce... Pirla. Lei immagina cosa sarebbe successo, vero? Sarebbe stata una spaventosa catastrofe. 50.000 uomini e centinaia di milioni di dollari di mezzi spazzati via nel giro di un secondo. Nel giro di un secondo. Certo, generale. Ma io ancora stento a crederlo. Ecco, la radio italiana ha dato la notizia. Soné, vacca boia, che torniamo a Maitan! Forza, ragazzi, via!
questo punto non mi resta che tornare al quartier generale. Colonnello, non vorrà impedire ai suoi uomini di vivere questo stupendo momento. Beh, certo no, ma il fatto... Questa è una data storica, colonnello, una data che lei non dimenticherà facilmente. Sì. Allora, con suo permesso, signor generale, io informerei le autorità del paese circa le disposizioni che sono state diramate dal comando alleato. La prego. Andiamo, Ficuzzi. Un grande stratega. Sì. Eisenhower lo ha paragonato a Rommel. Un momento di attenzione per favore. Fermatevi, un attimo, tiro su. Vai! Dopo. Signorina, salire. Ma... fosse finita davvero. Silenzio, signor Sindaco, qua ci vuole un prezzo ufficiale. Non si tagliano gli spaghetti, colonnello, usi la forchetta. Buoni, Entra, che ti faccio vedere Carola. E tu non vieni? Sì, passo dalla... lasciare sola? Forza! Arrivo! Eccomi! All'ospite d'onore spetta l'occhio. Colonnello, lei è fortunato, all'ospite d'onore spetta l'occhio. E questa gente si incazza facilmente, eh? Colonnello, questa gente si offende facilmente. Lo mangi, è un ordine. Signor generale. No, non adesso. Adesso si mangia. Silenzio! La testa al nostro ospite d'onore. Non ce la faccio più. Colonnello, questa gente è molto permalosa. Al diavolo. Beh, anche se la guerra non è finita davvero, a quei paesani farà piacere essersela lasciata dietro. Già, e invece purtroppo continua. A me dispiace soprattutto per i nostri ragazzi. Per loro sarà stata una prova generale. E poi è tanto di quel tempo che non se la spassavano un po'. Sai una cosa? Sono contento di essere riuscito a tenere in piedi questo ponte. E chissà, forse un giorno riuscirò a costruirne uno anch'io. E sarà lungo abbastanza da toccare le due rive. Ehi, senti un po'. A guerra finita voglio vederti sul podio, vestito da pinguino. Ciao, nemico. Ciao. Ciao, Piede Nero. Spedirò un po' di Andiamo? gente così ti italiani far insegnare. Arrivederci. Ciao, Neuro. Ti saluto, pennoso. Bacio le mani, signor Tenente.
Il mistero permane. Di certo c'è che questo ponte è ancora qui a testimonianza di una civiltà antica e, per chi voglia credere alla leggenda, anche più recente. Signore e signori, adesso è ora di andare. Vi prego, riprendete posto sul pullman. Prego, signore, prego. Professore. Professor Kirby. È ora di andare, professore. La visita è finita. Sì, sì, certo. Ehi, ragazzi, che prevede il programma stasera? Cena a Taormina. Viene con noi, professore. No, non posso, ragazzi. Stasera a Palermo c'è un evento molto importante. Il Nabucco di Verdi. Dirige il grande Federico Tocci. Un pinguino coi fiocchi.